I colori brillanti, talvolta forti ma riposanti delle opere di Bonaria Pala rappresentano come la sua arte espressiva sia uno dei mezzi più istantanei per un'interazione con la realtà che vive con il suo mondo interiore, quest'ultimo a parer mio molto più presente. Bonaria riesce ad esprimere l'amore che ha per il luogo e i luoghi, il desiderio di volerne catturare la bellezza e ciò che spesso è nascosto e invisibile agli occhi di chi quei luoghi li vive ma non li vede. L'essenzialità espressiva nell'opera di Bonaria è basata sull'incontro delle figurazioni, paesaggi, fiori e natura, alberi con timbro originale e stimolano l'interiorità di chi si sofferma ad osservarla con sguardo concentrato e attento. E come in una magica danza di un canto poetico, le opere dell'artista ci fanno sognare un mondo migliore, dove i fiori, mari, Africa, mondo intero, colline insieme convivono con tutto il loro fascino e la loro verità. Da sempre l'arte e il profano sono stati separati come il bello e il brutto, facendo dell'arte qualcosa per pochi intenditori e costruendo un'immagine degli artisti come degli esseri strani, lunatici, che si divertono a rappresentare la realtà con un linguaggio ermetico, compreso da pochi eletti. Non è così. In questo caso è davvero un'altra cosa. È vero che l'artista in generale è una persona con una dote in più, capace, insieme ai poeti, di cogliere l'essenza delle cose e di renderle, se non comprensibile, almeno capace di evocare sensazioni, emozioni, riflessioni. L'artista che oggi vi presento e che molti di voi conoscono vive il mondo di oggi in tutta la sua essenza, la sua disumanità, quindi degli aspetti positivi e negativi, perché Bonaria è una persona che non è da parte, tutt'altro. Fra il suo lavoro, la sua famiglia, le sue amicizie, fra una tela e l'altra è sempre pronta a rincorrere l'arte di vivere, anche per mezzo dei colori. Sarà perché ha imparato che di sola arte non si vive, perché anche vivere è un'arte. E lei ha imparato l'arte della condivisione e il fatto che ogni persona o artista nel suo lungo percorso di ricerca da qualsiasi punto abbia iniziato a scavare tra le pieghe del reale giunge sempre a cogliere in ogni cosa e in ogni aspetto della vita, in ogni esperienza, anche la più intima, l'essenza delle cose nascoste in un gesto, in una parola, in una relazione, in un luogo e dunque anche in una distesa di girasoli e di papaveri. L'atto creativo bello del dipingere di Bonaria è un tentativo ben riuscito, devo dire, di far cogliere a chi guarda che non esistono piani separati, divino, profano, terra, cielo, amore, dolore. E nella nostra artista io credo si possa afferrare questo messaggio universale di armonia. L'occhio di Bonaria sembra trasportare sulla tela l'emozione di un ricordo subito, perché Bonaria Pala inizia la sua arte come pittrice quasi per gioco, ad un'età che non è proprio da adolescente. Lei ha saputo cercare e riconoscere che ognuno può cercare dove la verità è sempre stata, dentro di noi, nel più profondo del nostro essere, dove la vita sedimenta la nostra storia, cementandola di vissuti e di emozioni. Bonaria va oltre l'insegnamento tradizionale e quasi da autodidatta e attraverso la sua arte personale ci offre indizi e tracce per accedere dove tutto è cominciato,
contatto, nell'armonia del cosmo, nel respiro vitale che spinge a volgere ogni cosa, fiori, piante, soli e girasoli, cielo e terra, mare e tradizione. La gente non alza più gli occhi al cielo, non consente più che la percezione delle piccole cose si facciano veicolo di emozioni per trasportare la mente in luoghi magici incantati